Ciao amici, bentornati per questo 12° episodio della saga veneziana. Allora, come prima cosa devo revocare i diritti come si dice? Di ormeggiare la flotta, ecco. Che come mi ha fatto giustamente notare Woyiyo, avevo dimenticato di revocare alla Francia da un po' più di 2 anni, quindi abbiamo perso 50 ducati per questa cosa. Già, va bene. E cercheremo di prendere un controllo più saldo di questa curia maledetta. Intanto c'eravamo, quindi adesso aspettiamo il diplomatico e ce lo mandiamo. Intanto dobbiamo assediare le province di Milano perché ci eravamo lasciati nell'inizio della guerra, a cui siamo riusciti proprio per il rotto della cuffia a partecipare, contro Milano e la Provenza. La mia ambizione sarebbe quella di annettere, se possibile, la Lombardia e lasciare quindi a Milano solo Cremona e Parma. Se invece non fosse possibile, di annettere Cremona. Un'altra cosa che non so è cosa fare della Provenza, perché ha un'importanza strategica notevole sia per il commercio sia per l'importanza della provincia stessa. Quindi non ho pretese naturalmente sulla provincia adesso. Mi sono dimenticato di fabbricare pretese su Parma, quindi se non riesco a prendere la Lombardia è una guerra inutile questa, quasi, perché potrei prendere solo Cremona, oppure dovrei pagare di più per integrare Parma e subire anche più aggressione, cioè avere, cioè mostrare più aggressione espansiva. Aggressione espansiva. E intanto prendo questa, dato che qui ormai abbiamo riempito. Paghiamo già abbastanza meno. E riusciamo anche già, volendo, a Colonial Range. Potremmo anche prendere quello. Beh, però lo prendiamo quando finiamo queste colonie, che così. Quando serve, insomma. Un'altra cosa che volevo fare è questa decisione che disgraziatamente non ho preso prima. E infatti è vero che all'inizio ci dà più cose negative che positive, ci toglie reputazione diplomatica e influenza sul Papa, che in realtà è una bella batosta, però ci dà anche delle cose positive, soprattutto meno costo di stabilità e rischio di rivolta, ma in più ho notato che ci rende possibili due altre decisioni, che una è questa, e le tasse sulla chiesa che ci danno più 8% di tasse, e in più anche la dissoluzione dei monasteri. Dov'è? Se la trovo, che comunque ci dà anche quella più tasse, forse non compare ancora. E comunque sarebbe molto buono. Invece un altro evento, quello di cui accennavo nello scorso episodio, che dà altri mercanti, è appunto confermare la talassocrazia, che dà un sacco di buoni risultati, però ha anche delle controindicazioni, cioè ha dei prerequisiti molto, molto pesanti. Dovremmo prendere le idee navali, tra l'altro. Mi sa che dovrò prenderle, però non subito, insomma, non posso farlo subito, ci sono idee più importanti al momento. E soprattutto dovrei controllare Costa Azzurra, Venezia, Tunisi, Ragusa e Alessandria. Al momento controllo Ragusa e Venezia. E poi quindi chi sono gli altri? Venezia e Tunisi, che potrei controllare facilmente. Costa Azzurra, e appunto per far questo è utilissima la Provenza. E Alessandria.
Beh, questa sarà un po' l'ultima, però non è impossibile. Di sicuro, cioè se non succedono calamità, entro la fine del gioco dovrei poter controllare anche questo nodo. E quindi iniziamo sta guerra e insomma decideremo un po' in base a quello che sarà possibile se annettere solo Cremona e la Provenza o anche la Lombardia. Vediamo un po' cosa riusciremo a fare. E qui vediamo le rivolte. Ma qui facciamo un po' di trattamento pesante contro questi islamici. E allora, vediamo un po' di risanare le finanze. Il nostro esercito è in gran parte qua. Già. Invece i nostri mercanti come se la cavano? Hmm. Non so. Non so se sia conveniente mandarle tutte e due a Venezia. Quante guadagnavamo prima? 8. Aspetta. 8,4. Invece se li mandavo ad Alessandria torna a 9. Sì, va bene, allora è meglio Alessandria. E è tornato il diplomatico. Ecco la principale controindicazione se conquistassi la Provenza è che confina con la Francia. Non vorrei che si creasse qualche tensione di confine con i francesi, proprio sarebbe la cosa che vorrei evitare. Già. Sono già stati sconfitti. E i più vanno a Parma. Ok. In effetti, allora, questo è l'esercito provenzale. Ok, abbiamo affondato la flotta milanese, abbiamo catturato 2 navi da commercio. Bello. Ok, lasciamoli qui un po' a riposare. E... andiamo a questa Lombardia. Proviamo subito un attacco alla Provenza. Vediamo se arriviamo prima che ricarichino il morale. Intanto la Castiglia ha dichiarato guerra ad Algeri, che è alleata agli ottomani. Speriamo combini qualcosa contro gli ottomani. No, qui non arriviamo in tempo. Allora io mi ritiro un attimo a Roma con questo esercito. Questi li ritiro. Allora, appunto adesso dobbiamo cercare di peggiorare le relazioni con lo Stato Pontificio. Non sarà forse facilissimo.
Allora, la prima cosa che possiamo fare è mandare un insulto. Un momento. Non si è capito. 0. Mantova. Ok, a Mantova sono morti. Non si sa bene perché i Liguri stiano a guardare. Lasciamo il nostro esercito a ricaricare un po' le energie. Cavoli, quanti rinforzi. Manco avessimo perso chissà quale battaglia. Guarda sti ingegnosi, si fanno fuori da soli. Perché mi piace sempre questa propensione delle armate nemiche a imbarcarsi troppo facilmente senza considerare i gravi rischi. Qui dovrei imporre una bloccata. Già. Allora, mandiamoci una galea questa volta. Non voglio perdere navi pesanti in maniera idiota. Golfo di Lione. Dove vanno? Chissà dove ci sbarcano i soldati sti qua. Chi c'è? A meno che le vogliano sbarcare. Vediamo cosa combinano. Noi comunque a sto punto a fine del mese. Allora, abbiamo il diplomatico che è tornato. Andiamo a migliorare magari le nostre relazioni per un giorno con questo. Infatti prendere quella colonia è stata messa. Vabbè che non ci importa tanto quello che pensano sti qua. Ok, scoperto meno. Adesso, per peggiorare ancora le relazioni con lo Stato e la Chiesa, gli chiedo l'accesso militare, che ci negano. Ok. Allora, qui l'esercito è pronto, già guadagniamo un po' di più. Grazie al consiglio di Voglio. Qui ci sono 7000 uomini. Li mando prima in Liguria, in effetti. I miei. Così non posso farlo subito. Vabbè. Allora, con chi miglioriamo le relazioni? Con voi. Solito per 3 giorni miglioriamo le relazioni. Allora, vediamo ancora qui perché ho paura che la Castiglia mi superi. Anche Siena, a dire la verità, però temo di più la Castiglia. Se riesce ad avere un cardinale o la Castiglia o la Polonia, o io lo perdo prima di loro, sono spacciato. Allora, perché ho aspettato tutti questi giorni? Vabbè, 3 giorni e passo. Allora, passiamo via terra che è più sicuro. Invece dov'è la flotta? Allora, qui sbarcano ingenti forze. Cosa vogliono conquistare? Oran. Gli costerà un sacco integrarlo.
com'è la situazione. È molto indecisa, vediamo come ce la caviamo. Spero... Non hanno leader grandissimi, l'hanno mandato... Sta lasciando Venezia, vabbè ce lo rimandiamo subito a Venezia. Ok, Andrettes. Com'è la posizione? Ottima, ottima. Li facciamo fuori. Con un po' di perdite speravo meglio, considerato che non hanno leader. Aiuto. Allora, prima cosa, cancelliamo l'accesso militare. Anche la Bretagna. Questi vanno nel Delfinato. Allora prendo qualche uomo e soprattutto qualche cannone e li mando ad Avignone, che è ben difesa, è una piazza forte Avignone con una super fortezza. Ok, mi sa che nel Delfinato... Ma dove vanno? La Bretagna è alleata. Ok. Il Marocco... Anche lui è in guerra con la Castiglia. Sono proprio curioso di vedere chi vincerà, però mi sa che gli ottomani rimarranno abbastanza imparziali in queste guerre. Cioè non faranno niente in concreto, credo poi. Allora, qui abbiamo un diplomatico libero. Dobbiamo peggiorare un embargo, è ottimo. E poi che cosa si... Allora, l'embargo 30. Ecco, mi sono dimenticato. Prima dell'embargo c'era un'altra cosa più importante. Va bene. Chissà dove cavoli scappano. Allora, tu migliora le relazioni. Tu devi fare l'ultima mossa, che è... Cosa possiamo fare per peggiorare? Mandare un avvertimento. Dopo questo ci odieranno perfettamente. Ecco dove siete. Ah! Avete anche una... Allora, vediamo un po'. E quindi farò un po' fatica ad annettervi. Avete 3 di province. Tra l'altro, cavoli, Barrois fa parte. Questa non ci voleva. Perché avete Barrois? Che antipatici. Ecco, mandiamo sto avvertimento. Però non basta ancora. Giusto? Ah, tra l'altro non peggiora. L'avvertimento non ha peggiorato le relazioni. Come ultima cosa potrei... Cioè ci sto provando in tutti i modi. Cambiare rivale. Chi tolgo Napoli? Al momento Napoli sarà difficile finirci in guerra, purtroppo. Ecco, 55, perfetto. Adesso possiamo prendere finalmente la decisione fatidica. Come vedete peggioriamo le relazioni con tutti. Però dobbiamo farlo. Allora, questo è decreto, statuto, Restraint of Appeals. Sarebbe come riduzione delle pretese alla Chiesa. In pratica
togliamo ufficialmente, rimuoviamo ufficialmente il Papa e al suo posto assurgiamo il re, cioè il Doge nel nostro caso, a essere l'autorità finale legale in materia di religione. Perderemo influenza sul Papa, naturalmente, e anche reputazione diplomatica. Però, come vedete, ecco, ci dà la possibilità di introdurre tasse sulla Chiesa. Vediamo, adesso guadagniamo 4 tasse sulla Chiesa e in più dissoluzione di monasteri. Infatti aumenta il controllo del monarca e il suo potere autorizzando cioè che alcune proprietà ecclesiastiche con introiti annuali sotto un certo valore siano confiscati. Ok, adesso vediamo che effetto dà sta cosa. Qui rischiamo di perdere. Allora, da 4 a 7,5 guadagniamo 3 ducati in più. Ok, abbiamo vinto la battaglia, quindi adesso stiamo assediando completamente il nemico. Adesso dobbiamo togliere l'embargo. Adesso ok. L'embargo infatti peggiora la nostra. Ok. E dobbiamo anche cambiare il nostro rivale, che naturalmente non è lo Stato della Chiesa, piuttosto potrebbe essere Milano. Ok. Dov'è che avranno portato? Ecco, abbiamo perso la pretesa su Edirne proprio nel giorno giusto in cui possiamo mandare un nuovo uomo qua. Beh, direi che ci vorrà un po' per ristabilire il no. Proviamo a migliorare le relazioni con la Toscana, dai. Ok. Questo mese troppi soldi come rinforzo spendiamo. Eccolo. Dovevo immaginarmelo. Vorrei riuscire a prendere almeno la Provenza, ma se no Avignone. Se prendessi Avignone. Oh. Che situazione. Più che altro non ha senso che se ci fosse stata solo queste due province avrei potuto annetterla, ma cosa me ne faccio Barrois? Troppo fuori. Allora potrei finalmente magari c'è Colonial Range. Avrei preferito questo o anche questo. Cosa fa il Portogallo? In guerra con gli ottomani? Sì. Mi sembra che stiano leggermente vincendo. No, stanno perdendo, non si sa bene.
Ecco l'armata provenzale dove è finita. Non credo possa fare molto. Allora, intanto dobbiamo prepararci per... Potremmo attaccare l'Oltenia? O vogliamo prima attaccare questi? Bah, è uguale. Davvero. Mantova. A sto punto forse è anche il momento migliore di alzare la stabilità. Abbiamo ridotto un po' il prezzo con lo statuto quello appunto che abbiamo di revoca dei... Non so bene cosa vuol dire restraint of appeals, però abbiamo capito. Overextension è al minimo. Non possiamo fare molto altro, a meno che sperare in qualche evento in cui non spero, quindi... Ma aspettiamo 2 mesi, tanto per... Ecco, non abbiamo più neanche il cardinale senese. Cremona. Abbiamo Cremona. Dai, qualcosa ce l'abbiamo. 4 d'artiglieria a Genova. Non ce l'avremo mai 4 d'artiglieria. Ok. Anche Parma, ottimo. Dobbiamo fare qualcos'altro con lo stato della chiesa, perché mi odierà a morte. Comunque, prima o poi penso che potremo anche revocare. No, scherzavo. C'è anche... Ecco, revocare le... Se lo revochiamo ci dà più uno di... Dovrebbe, se riusciamo a migliorare le relazioni con lo Stato della Chiesa, possiamo revocare quello che abbiamo appena fatto. Però spero, poi controllerò, che non si... senza revocare gli altri 2 atti che abbiamo preso. Quindi avremo comunque dei benefici e soprattutto anche più potere di conversione. Quindi la somma di tutto dovrebbe essere positiva. Ok, la Lombardia ormai sta per cadere. Non abbiamo chiamato la Francia in tutto questo. In effetti avremmo potuto cedere Barrois alla Francia. Accetterebbe di entrare, non credo proprio. È passato troppo tempo. Vediamo se riusciamo ad annettere la Lombardia. Perché non abbiamo vinto al 100%? Strano. Di solito basta quando sia la meglio sullo stato. No, non possiamo annettere la Lombardia. Però danno uguale espansione aggressiva. Un po' tanto, direi. Alleate. E beh, vediamo se riusciamo almeno a annettere la Provenza, perché se non riusciamo nemmeno alla Provenza. Insomma. Aspetta, cosa dico? Provo ad affondargli la flotta. Ma sì, andiamo avanti tranquilli. Allora qui vediamo se c'è qualcosa
Allora, queste no. Queste non ci interessa. Siamo anche suscettibili di scomunica naturalmente, se qualcun altro, tipo la Spagna, in effetti, che ci odia abbastanza. Se la facciamo odiare un po' meno. Li abbiamo insultati, eccetera. Più che altro non ha apprezzato, il Papa non ha apprezzato di essere stato rimosso. Questa è la cosa più. Che ci impiegherà meno ad accettare. Ok, bene, adesso ci vuol bene anche l'Inghilterra. Ah, è libera. La Danimarca non ha più... Questi se ne stanno qua. Però non mi fido a muovermi intanto. Allora, cos'è? Il diplomatico. Allora, riprendiamoci almeno un cardinale. Facciamo un po' fatica con questi cardinali. Non abbiamo... Il Papa ci odia. Ce la faremo a mantenere il controllo sulla curia? Spero di aver... Però vedete abbiamo un introito adesso molto migliore grazie a questa decisione. Quindi ho pensato che tutto sommato valesse la pena. Come vedete il desiderio di riforma continua a salire, il che non premette nulla di buono. Allora, dato che non ci sono, avrei dovuto in effetti prima fare questo e poi dissolvere i monasteri. Pensarci meglio. Ma sì, facciamo questo, c'è troppo rischio di volta. C'era anche una decisione molto buona. Questa potrebbe essere buona per noi che abbiamo tanti eretici, però aumenta ancora il costo di stabilità. Ma dov'è invece quella che dicevo? E se la trovo, perché mi scompaiono. Uniformity? Non c'è. Ecco, questo che potremmo avere semplicemente aumentando di uno il livello tecnologico. Però l'idea forse è più importante, quindi non potremo subito aumentarlo. L'idea... Dove sta andando? Mi stava sfuggendo, eh? Tra l'altro perde. Già, perché? Bene, Barrois è presa. Questi li facciamo tornare. No, non torneranno facilmente. Mi
sa che arriva anche questa battaglia finita. Accidentaccio. Ruda che ti ho visto, malefico. Nemus. Sì dai, arriveremo, penso, noi a decidere la battaglia. Ma sì, aspettiamo che faccia pure la sua mossa folle. Il 4 arriviamo, li distruggiamo tutti. Ok. Invece qui addio anche alla flotta. Ci siamo presi un'altra nave da commercio. E qui sono parecchi più gli islamici, ma perdono, eh? Ma pensate. Ok. Ora potete tornare in sicurezza. Cosa? La Bretagna? Ecco, vedi le cose che non capisci perché devono succedere. È arrivata prima la Bretagna. Vabbè. Perché? Potrei vassalizzarla magari. Se non fosse che ho già problemi. Cioè ho già riempito il limite di... Quindi non è un'ottima idea. Tra l'altro vassalizzare non è una buona idea perché poi annettere costa troppa tradizione repubblicana. Quindi che cavolo di vassalizzo a fare? Voi tornate qua. Dov'è la flotta? Ok, Provenza. Vediamo cosa ci può dare la Provenza. Un cavolo. Non possiamo annetterla. Far niente, non possiamo vassalizzare. Insomma, darci solo potere commerciale. E libera Bar, dai. E anche Avignone. Ma sì. No, però mi costa, no. Avignone. No, no. Non do niente allo Stato, alla Chiesa. No. Allora direi che questo è tutto quello che posso fare. Se la divido in tanti stati penso che sarà poi più difficile per la Francia annetterli uno a uno. Va bene, devo accontentarmi proprio. Maledizione. Ecco, voi potete tornare. Ok, anche Milano non si sa perché non al 100%. Perché non al 100? Che cacchio c'hai Milano? Bello. Non stiamo vincendo al 100%? Abbiamo vinto tutte le battaglie. Abbiamo tutte le tue province. E il tuo obiettivo di guerra naturalmente non è stato raggiunto. Che cacchio vuoi? Queste sono le domande. Proviamo a far questo. Anche se adesso la Castiglia mi frega. Accidentaccio.
quanti soldi ho. Ma interessante questa cosa. Allora. Direi costruiamo qualche chiesa. Cioè, le chiese danno anche più limite navale. Per quello che costruiamo anche una barca, dai. Una barca. Questo torna dalla proposta di pace. Adesso prima di far pace con Milano. Dato che non posso. Che noia. Queste offerte di pace sono spregevoli. Penso mi prenderò tutte e due comunque le province. Purtroppo non ho potuto fabbricare pretesa. Come se ci vogliono bene nonostante tutto. Quindi ci vorranno bene comunque. Perché voi siete alleati e avete paura di noi, ma noi siamo buoni. Non abbiamo assolutamente intenzione di conquistare la Liguria proprio appena dopo aver conquistato queste due province, naturalmente. Già, che cosa pensate mai? Allora, prima di fare la pace, però, intendo iniziare la guerra con la Valacchia. Vi ricorderete che sennò poi l'Austria mi chiede di restituire le province, non ho voglia di fare queste cose. Allora, questo può tornarsene. Questo dobbiamo aspettare ancora un po'. Tu fabbrica pretese su Siena. Ecco, queste cose che l'Austria ama davvero molto fare e che io invece preferirei non facesse. Ah certo, non posso più andare. Anzi. Voi mi volete bene, vero? Ok. Noi come facciamo ad andare qua? Non si sa. È uguale. Facciamo così. Prima le mando nelle mani. No. Vabbè dai, prima scarichiamo sti uomini. Una ribellione. Non dovrebbero riuscire a combinare molto. 500 uomini non combinano proprio niente. Ecco una cosa, mi sono informato sui nomi italiani di queste province. Quindi in pratica sono basate soprattutto su la suddivisione. L'hanno basata sull'antico regno di Serbia, soprattutto. Quindi hanno naturalmente fatto alcune modifiche, ad esempio Ragusa era importante, quindi l'hanno aggiunta e hanno tolto alcune cose, una provincia meno importante, questa invece non so perché ce l'ha messa, perché è più tarda di provincia e riguarda più la Bosnia. Comunque, allora, volevo metterci i nomi italiani. Questa è Kraina, si chiama. Sarebbe Kraina.
Donji è un nome solo di una provincia bosniaca medievale, quindi non so come mai hanno usato questo nome. Si chiama Kelmia. Tribunia. O anche Travunia andava bene. Però. E invece Rasca e Rascia. Ok. E ho anche saputo Z. Z rimane Z. Z è il nome di un fiume. Quindi è, diciamo, è come chiamare, non lo so, la Firenze Arno più o meno. Oppure Alto Adige, no? Un nome di questo tipo perché sarebbe il Montenegro. Però il Montenegro è nato un po'. Il nome Z ha origine già dal regno di Serbia e medievale, no? Mentre tipo all'anno 1000 qualcosa, invece il Montenegro è nato più o meno in questo periodo come nome. E potrebbe anche avere. Cioè, aveva ancora un altro nome sempre al Medioevo che è Dolcea. Com'è? Doclea, scusate. E invece Kelmia deriva da una catena montuosa che è proprio la catena di Hum, che in italiano, cioè penso addirittura in veneziano si diceva che è Kelmia. E poi direi che questo è, quindi abbiamo tradotto tutto. Ok. Allora voi vi stavo dimenticando. Gli ottomani stanno assediando. Va a finire che vincono gli ottomani e si prendono la Sicilia. Oh, ma che razza di guerra è? E se li attacchiamo adesso e facciamo come diceva qualcuno intelligentemente, scateniamo una crociata intanto che siamo in tempo. Questo favorirebbe anche i maledetti castigliani, naturalmente. Nostri acerrimi rivali. Invece, tu come sei messa, Maluccio? Allora, vai nel Lazio, va. Allora, questa la mandiamo a Venezia. Allora, però ha sempre tutti i suoi alleati questo. Sta vincendo contro la Castiglia. Non so se convenga dichiarargli guerra ora. Vabbè che è tutto pronto. Il momento è propizio. In realtà. Volendo possiamo farlo. Sto pensando se convenga attaccare prima la Valacchia per avere i fondi poi necessari a fare la guerra. Infatti la Valacchia, a meno che abbia speso tutto in maniera idiota o anche intelligente. Idiota è perché poi non la darebbe a me. Aie, dov'è? 400, da qui. Un momento. Voi, come cavolo avete speso i vostri soldi? Non eravate ultramiliardari? Mali. Erano. La Boemia, vabbè, li ha spesi. Riz, Valacchia. Hausa, dov'è Hausa? Sheikdom. Grazie. Vabbè, Liegi, Congo, Finlandia e Mali? Vabbè. No, vabbè, volevo guadagnare un sacco di soldi col Mali. Non ha più un soldo. Ma che guerra hai fatto, Mali? Che non me ne ero neanche accorto. O come hai perso i soldi? Ecco Hausa dov'è?
questi che sono belli ricchi, Vabbè, quindi la priorità di quella guerra è un po' mandata in secondo piano. Beh, potremmo anche fare tutte e due le guerre insieme, a dirlo. Prepariamoci allora per sta guerra contro gli ottomani. Questa è la loro flotta. Vabbè che adesso siamo ben più ricchi che in passato, quindi forse ci conviene dichiarare guerra. L'unica cosa è che ho paura che anche la Valacchia perda il suo denaro e non lo dia a noi. 400 ducati non sono affatto male, sapete. Già. Quindi facciamo tutte e due le guerre insieme. Ma poi arriva una super armata ottomana magari e rompe un po'. Ma voi non avete alleati, no? Vabbè, facciamo tutte e due le guerre insieme. Gli ottomani hanno 39.000 uomini, neanche troppi. Naturalmente, questi però sono arretrati tecnologicamente. Prima di attaccare gli ottomani, avrei sperato di raggiungere il livello tecnologico, però 4 anni sono troppi. Poi loro e il loro esercito l'hanno lasciato qui e qui ci rimarrà per sempre. Perché? Chi l'ha presa? Il Portogallo. Sta assediando con successo. Quanto esercito hanno sti marocchini e amici? Oh no, ne hanno un po'. Allora Marocco e invece l'altro si chiama Algeria. Dove Algeria? 8.000 uomini. Se riuscissero solo a organizzarsi un po' potrebbero scacciare gli spagnoli. Qui è sotto assedio, no? Oran è anche un centro di commercio. Per curiosità, perché mi vuoi bene ma mi odi contemporaneamente? Allora, coperte. Non ho... Devo prendere Nizza, mi sa. Se solo... No, perché io... Ah no, non ho Parma. Sono curioso di vedere se una volta presa Parma potrò fabbricare pretese sulla Provenza, che non è nell'impero, quindi ancora meglio per conquistare. Posso affondare la flotta ottomana abbastanza facilmente, quindi bloccare una gran quantità del loro esercito. Ma una cosa, chi posso scomunicare? È sempre una cosa interessante cosa da dare. Per il futuro potrebbe sempre essere utile. L'opinione papale di loro. Non posso più... Siena posso ad esempio scomunicare. Napoli, boh. Savoia sì. Sono degli stati che se scomunico potrei conquistare più facilmente. Livello 7. Sono anche un po' più arretrati questa volta. Abbiamo anche magari un esercito un po' più equilibrato insieme all'altra truppa. Dobbiamo aspettare un po'. Tu addirittura mi ami praticamente. Vabbè, sono stati inutili. E si sono già voluti separare. No,
non si sono voluti separare. Una... Allora, chi? Il Brandeburgo. Si vuole... Brandeburgo, Berlino, dove sono ora. I Pomerania si combattono per la guerra di successione. Interessante. Ecco appunto, io mi riprendo con il cardinale. Questo non è ancora pronto. Dovrò, mi sa, se voglio davvero dichiarare guerra agli ottomani, contando sul fatto che i loro alleati, tranne la Crimea e anche Quara, Koyonlu, questi qui gli vogliono bene agli ottomani o li odiano? Questi li odiano. Ottimo. Quindi faranno fatica gli ottomani a fare il giro. Queste truppe in particolare. Qui mi propone sempre quella stupida decisione. Non posso nasconderla. Non la voglio. Vabbè. Allora, come prima cosa cerchiamo... Allora, voi andate anche voi a Venezia. Devo un po' radunare la flotta, se no... Baden cederà l'Alsazia a Mainz. Siamo diventati di colpo ricchi grazie a quelle decisioni. Ottimo. Per fortuna me ne sono accorto. Dobbiamo prendere simili decisioni. Penso di prendere allora ecco, abbiamo fabbricato già le pretese su Edirne. L'esercito della Valacchia non è affatto temibile. Allora io direi... Perché cavolo... Ah! Ok. Ok, voi unitevi già. Voi vi unite? Sì. Ok. Questo può rimanere a essere riparata. Forse a sto punto l'esercito conviene tenerlo unito. Reclutiamo un esploratore. Giuseppe Bardolino. Ok, ormai tutto è pronto. Vediamo un po'. Guerra Santa, direi che è la motivazione più convincente. Posso anche convincere la Polonia a entrare in guerra, quindi abbiamo ottime possibilità di vittoria. Allora, tu vai già a distruggere la flotta ottomana. Che cosa ci manca per dire siamo pronti a fare la guerra? Sempre meglio farla da pronti la guerra. Potremmo fabbricare pretese su Sofia? Magari. Ecco, prima di
tutto chiamiamo la crociata. Non dispiace. Ok. Beh, prima fabbrichiamo le pretese, così siamo sicuri di non dimenticarci. Perché questi sono i rinforzi, immagino. Allora. Chiama la crociata. Allora, dobbiamo aspettare un po'. Niente di grave. Cerchiamo di individuare la flotta. È qui. Ok, andiamocene qui. Ok. Siena ci ha scoperti. Naturalmente teniamo. Mio Dio, siamo messi un po' malucci. Qualche evento positivo è richiesto. Ci ha aumentato per fortuna questo. Dai, un buon segno. Aspettiamo, se dobbiamo proprio aspettare questo mesetto, lo aspettiamo. La flotta è qui. Dov'è che va? Mare di Cipro. Noi comunque andiamo in quella direzione. L'anno finisce. Ok, anche la Castiglia. Però prima di tutto richiamiamo questo e gli diciamo, intanto che siamo ancora controllori del Papa, perché non so quanto a lungo potremo esserlo, di indire sta crociata. E fra un mesetto dichiariamo questa guerra, che di certo è attesa un po' da tutti. Allora, blocchiamo subito lo stretto con una... no, magari le barche sono un po' utili, con una cog. L'esercito è piazzato. Allora, questi li mandiamo a Tarnovo, questi in Macedonia e poi li attacchiamo ad Edirne. Siamo più evoluti tecnologicamente e spero anche Salamet, questo Salametto qui, non sia un grande generale, speriamo. Salamet. Dov'è la Crimea? 2-2. Sì, non è un gran generale, dai. Devo aspettare ancora un po'. Vabbè, ci rispediamo questo qua. La Castiglia ci odia. Ho paura ci scomunichi se diventa controller.
qualcuno vicino. La Svizzera. Miglioriamo un giorno le relazioni con la Svizzera. E siamo pronti. Dove siamo scoperti, non importa, perché adesso gli dichiariamo guerra. Guerra santa. Hanno i loro alleati, la Polonia ci aiuterà. Hanno più... loro hanno le idee navali. Naturalmente perderanno, qualsiasi idea abbiano. Perderanno in quanto noi abbiamo 11 navi pesanti e un generale che loro sognano. Già. Ok. Non ci stupiamo che i loro alleati hanno accettato di partecipare alla guerra. Questi vanno a Sofia. La cosa non è preoccupante. Anch'io chiamerò la Polonia. O no? Con chi siete in guerra? Con la Pomerania. La Crimea, cosa ne pensate della Crimea? Dov'è la Crimea? In che ordine sono? Capisco. Name. Dai. Crimea sono in buone relazioni. Allora dai, vi chiedo di entrare in guerra. Molto odioso. Più che altro vorrei prima assicurarmi gli assedi. Quindi entrate per quando? Cioè, avete buone ragioni. Aspettiamo l'esito della prima battaglia allora per chiedervi l'aiuto. Allora, il 26 mandiamo l'esercito a Sofia. Abbiamo affondato tutte le navi e ci siamo presi una galea e una nave da trasporto. Mio Dio, senza subire quasi nessun danno. Quindi lasciamo pure una... Ma che cosa lasciamo? Una galea? Le galee... Stacchiamo quelle danneggiate che mandiamo ad Atene, dai. Riusciamo? No. Qui? No. Vabbè, per un giorno non riusciamo a... Un momento. Stacchiamo un'altra galea, la mandiamo qua. 5 aprile, 6, 9... Ad aprile? Vabbè. Non pensavo... Ok, abbiamo una crociata. Abbiamo più morale all'esercito. Le varie cose benefiche, ok. Speriamo. Naturalmente questo ce l'ha anche la Castiglia. Il rischio rivolta è minimo. Speriamo bene. Ok, abbiamo lo scontro. Siamo un po' sbilanciati, però tra 3 giorni non lo saremo più. Che facciamo? Modena c'è già. E andiamo in Svizzera. A sto punto possiamo far pace con Milano. Perdiamo davvero poco rispetto a loro.
grandissimo. Ho fatto un piccolo errore di valutazione. Mi sono dimenticato che anche loro in effetti hanno una flotta. Vabbè, una galea. Galea. Andate tutti. No, questa però. No, facciamo così. Qui, ok, li abbiamo proprio annientati. Quindi possiamo chiamarli. Non hanno eserciti particolarmente vicini, no, proprio no. Li chiamiamo, ma sembra quasi non necessario. Beh, naturalmente noi abbiamo il nostro piccolo esercito, loro hanno un esercito gigante. Va bene, chiamiamoli per sicurezza, non si sa mai. Ok, bravi. Così abbiamo, se non altro, riequilibrato la quantità di soldati. Allora, tu vammi lì. Tu invece vammi in Silistria. Tu a Tarnovo. Di qua. Tu di là. Stacchiamo l'assedio e andiamocene a Edirne. Arriveremo in tempo? Per Giove! Potremmo provare una fuga. Naturalmente loro hanno ancora qualche nave. Non mi immaginavo di perdere una galea. Persa. Forse era conveniente la fuga. Ok, avete perso. Vi pentirete amaramente di quello che avete fatto. Lasciamo una bloccata qua. Volete andare voi a Costantinopoli? No, scherzavo un momento. Ok, l'assedio qua procede benissimo. Purtroppo ho perso una galea, però loro hanno perso tutta la flotta, che direi è molto peggio. Tra l'altro le galee non mi servono più, sono ormai navi outdated. Come si può dire? Ok. Luigi Foscarini, fammi fuori sto piccolo esercito. Loro cercheranno di passare, noi glielo impediremo con ogni mezzo. Ok. Tutta l'Europa è sotto assedio, l'Europa ottomana naturalmente. Ma giustamente loro assediano. Mi dispiace un po' di averli sottratti agli sforzi. Tripoli. Chi vincerà, Tripoli o Tunisia? Hanno un esercito molto simile. Non volevo sottrarre questi qui agli sforzi contro gli spagnoli, naturalmente.
Cavoli, Siena, se lo vuole tenere, come fai a tenertelo, Siena? Vabbè. Ok, assediateci, fate quello che volete. Il loro esercito di Palermo non vedrà mai più casa. Allora, però, qui ho dimenticato di lasciarne una. Ecco. Qui direi che possiamo anche prenderci questo. Un diplomatico. Costa parecchio, lo sappiamo, però penso che tutto sommato ne possa valer la pena. Il mare di Creta, se riusciamo anche a fregarli. Loro... Oh cavoli, voi li lasciate passare, sono vostri nemici, li lasciate passare. Ok, quindi ci troveremo di fronte a un esercito ottomano. Per fortuna che ho chiamato in aiuto questa gente. A sto punto intendo mandare vabbè, dovrei mandare più uomini al confine e senz'altro il miglior generale. Dov'è? È qui. Ok, quindi non sarà troppo difficile lasciare il miglior generale. Beh, un po' ci impiegheranno a fare il giro. Intanto vedo che arrivano questi. Sti cardinali infedeli. Piuttosto però voglio convertire quello della Castiglia. Allora, questo direi che possiamo andarlo qua. Qui ci lasciamo solo il necessario. Vabbè, ci devo lasciare anche questo al momento. Ma presto potrò mandare. Cos'è che hanno scoperto? Ah, loro sono stati scoperti. Quanto ci fanno paura, quanto ci fanno paura. Siamo ormai tremuli. Ecco, però forse è il caso, ecco, con questi diplomatici far pace qua, no? Perché no? Ah, una cosa che non avevo pensato è che... com'è che la storia? Questa provincia è utile. Che così... Vabbè. Comunque, come prima cosa, annettiamo queste due, Direi che è accettabile. Modena, Siena, Toscana. Si offendono. Anche l'Austria. Modena, Siena, Toscana.
non volevo far pace con Milano. È solo pace, noi siamo gente pacifica. Tu che razza di relazioni hai con questi stati? Vabbè, facciamolo perché non abbiamo sovraestensione al momento, sarebbe come sprecare un po' di tempo, no? Annulla i trattati con l'Austria. Ok. Abbiamo fatto sta guerra apposta. Purtroppo Parma ci costa un po' di più, ma siamo stati sciocchi, ok? Spendiamo anche un po' di questo. Tanto qui mancano 3 anni. Post. Quasi così lo faccio anche con Cremona, così non ci penso più, Buono. Non ci stupisce che a questo punto la Toscana sia entrata in coalizione contro noi. Speriamo almeno che Modena per qualche ragione sia così folle da volerci ancora bene. L'Ungheria, ma miglioriamo un po' le relazioni con l'Ungheria. Mandiamo un po' di truppe. Come? Ah, a 3000 un forte più grande. Ok. Qui vediamo, ci sono già delle truppe nemiche in arrivo. Forse conviene. Non so bene cosa convenga fare. Questi si muovono, stanno fermi. Boh. Petition 3 beh, for redness. Cos'è la rossezza? I contadini tipicamente non avevano voce, ma occasionalmente guadagnavano accesso al monarca e chiedevano rossezza. Cosa vorrà dire? A volte queste richieste di rossezza erano dirette al loro signore locale, che erano sì che era percepito come violatore dei diritti contadini. Violare l'autorità di un nobile locale sarebbe un passo davvero drastico. Accettiamo la petizione dei contadini. Ma sì. Ma accettiamola, perdiamo tutto il prestigio che vogliamo, tanto siamo dei veri miti. Così. Allora, miglioriamo con chi le relazioni a questo punto? Francia, sei il nostro alleato più prezioso. Saremo sempre qui a cercare di migliorare le relazioni con te. E poi come vanno sti assedi? Non possiamo, direi, attaccare la Valacchia al momento.
spostiamocene in Bessarabia. Aspettiamo che venga attaccata l'esercito, che l'esercito alleato venga attaccato. Andiamo in Portogallo questo. Allora, se mi va tutto bene prendo queste 4 province, o almeno 3 di queste 4. Non ci stupisce che Siena sia entrata in coalizione. Più che altro mi dispiace di non essere riuscito a prendere la Lombardia. C'è una data in cui finisce l'obiettivo. Io dovevo prenderlo entro il 9. Sarà molto difficile. Vabbè, al massimo ricreerò la pretesa. Intanto il 21 arriva, noi il 20 di che andiamo. Ecco, il 21. Quindi siamo indietro di un giorno. Però nonostante questo sono convinto che riusciremo a vincere. Infatti quell'esercito lì non si può neanche davvero definire esercito, è una mandria di ignobili. Intanto la flotta ottomana è stata sconfitta e non so dove sta andando. Questa è ok. La Navarra. Navarra è un vassallo della Castiglia. E voi? Più che altro sono curioso di capire dove. Questa è una. Vabbè, andiamo a Venezia statale. Ormai potremmo pattugliare tranquilli, in effetti. Quindi mandiamo questi a pattugliare Venezia. In realtà mica tanto tranquilli, ma penso di sì. Hanno delle flotte, ci sono 14 galee, sono ancora quelle ottomana credo sta flotta, però se n'è qui, va nel mare Egeo, dopo essere stata sconfitta. Non è che mi faccia troppo paura. Allora mandiamo 2 galee a bloccare i restanti porti ottomani. Ecco qui finalmente. Non mi sembra se la cavi troppo bene. Ok, dove vanno? Ya, qua, vai qua. Temo un po' che gli ottomani possano arrivare adesso, Tu perché alla fine ti ho mandato qua? Allora, la flotta nemica è tutta qua praticamente, salvo magari qualche nave, qualche eccezione. Questa la stanno perdendo i castigliani, quindi tutto sommato spero piuttosto. Mi conviene prenderla sta provincia. Potrei anche prenderla in effetti. Sarebbe una nuova direttrice di espansione. Però adesso arriveranno eserciti nemici. Tu sei già in guerra. Quante razze contro chi sei in guerra? Pomerania. Cioè, voglio dire, sono 3 province. Sono più pericolosi gli ottomani. Lower Don. E come vedete
ecco gli ottomani. Cosa facciamo adesso? Cavoli, qui gli assedi sono quasi al termine. Gli ottomani sono completamente bloccati. Brava tu che assedi questa provincia, che è proprio quella che mi serve. Quasi c'è un collegamento telepatico. Che tu pattuglia Venezia. I guadagni sono comunque buoni nonostante il tempo di guerra non sia dei più favorevoli. Mi sa che devo reclutare qualche... Quanti siamo? Loro sono 36.000, noi siamo... Noi siamo di meno. Però potremmo comunque vincere. Qualche speranza c'è. Qualche speranza c'è. Dobbiamo decidere, andiamo o no? Dobbiamo andare. È necessario. Allora, reclutiamo anche 3 reggimenti mercenari. Bravi. Il 23. Penso che non si fermeranno. Ah. Questi qui sono degli Ecco come hanno fatto a abbassare. Come mai siete esuli? Questi si dirigeranno dritti in Silistria, maledetti. Oh no, sì. Però si comportano in maniera idiota. Tornano indietro. Boh. Allora, l'importante per me è guadagnare tempo, in modo che gli assedi finiscano. Lasciamo qualche nave un po' più pesante, perché quelli preparano la flotta. Allora, dov'è? Soliti errori di investimento, però speriamo bene, dai. Qui guadagniamo un sacco di punti. Come va? Spero di distruggerti con l'esaurimento di guerra. Poi tornate indietro e voi attaccate, lo guardo. Però non attaccate, cioè attaccate ma non attaccate, non si capisce niente. Vabbè, lasciamogli fare. Speriamo che qualcuno torni indietro qua. Ok, qui è finita la guerra. La Pomerania si è arresa. Perché non mi hanno dato la notizia della pace? Forse perché è stata una pace bianca? Ok, mandiamo i mercenari.
avanti. Costantinopoli sembra un po' la più difficile da far cadere. Si chiama sempre Costantinopoli? No, Istanbul. E io non posso cambiargli nome perché posso solo cambiare... No, si chiama Costantinopoli e Istanbul insieme, che già non si comprende appieno. Questi tornano indietro, non si sa cosa stanno facendo. Curioso. Questi vanno allo guardò. Io ci lascio. No, aspetta. Questi arrivano il 21 e io ci vado. Ho bene un primo assedio finito. Tra l'altro potrebbe addirittura essere conveniente assediarli in patria, perché il loro esercito è qua. No, non credo sia necessario. Allora, questo da dove veniva? Da Siena. E miglioriamo le relazioni con Siena. Se no andiamo in Crimea e finiamola così. Questo lo mandiamo in Svezia. No, se no magari in Polonia, dai. In Polonia ci aiuta. No, in Polonia ci considera già bene. Ciò che è certo è che non sarà davvero facile per i nostri nemici ostacolarci in alcun modo. Questi però tornano, scherzavo. Sarà facilissimo ostacolarci in tutti i modi che vorranno. Se non ci teniamo pronti, siamo rovinati. Allora. No, beh, però qui arrivano i rinforzi, ragazzi. E comunque, per sicurezza, cardinale non più leale, dico per sicurezza. Comunque dovremmo avere truppe difensive in sto momento, io credo, Già. Qui ci sono rischi di rivolta. No, nonostante siano greci, non intendano ribellarsi. Non hanno cambiato la cultura. No. No. Tranne a Istanbul. Maledetti. No, penso che fosse un evento quello. Vabbè. Ok. Mandiamo qualche altra galea qua. Dato che lì si preparano. Questi arrivano tra non molto tempo. Ma non posso tenere l'esercito qua. Devo ritirarlo. Ecco, me l'aspettavo. Qualche attacco repentino. Ma mandiamoci pure tutta la flotta. Beh, forse tutta.
po' troppo, mandiamocene la metà. Non ha grandi speranze la flotta nemica. Ok, ottimo. A questo punto ho fatto male forse. Posso mantenere gli assedi. Dov'è che vai? Jedistan. Ok. Anche voi andate a difendere Jedistan. Pensavo, sì, qui, dato che ci attaccheranno in Silistria, conviene avere uomini in armi. Perdiamo morale. E anche questi converrebbe avere. Quant'è che ci impiegheranno? No, non posso rischiare di avere un morale troppo basso. Non è un rischio accettabile. Ok, qua ce l'abbiamo fatta a far fuori le danneggiate. Dov'è che sono? Ok. Direi di lasciare solo quel tanto che serve e tornare indietro. Oh! Ormai qui abbiamo finito sta interminabile colonizzazione. Ifniannaba. Com'è il rischio di rivolta quindi? Un po' alto. Questo lo rinnoviamo dato che non costa quasi niente. Siamo sempre 2 anni più avanti. Non si può fare. Accidenti. Si sta cavando troppo bene. Spero di riuscire a fare sto assedio. Comunque stanno straperdendo. Più che altro perché non hanno preso Oran, immagino. Ok. Questi tornano in gran numero. Il nostro generale. Questi se ne vanno via. Dove vanno? Moldavia. Perché vanno in Moldavia? Hanno piani malefici, immagino. Appunto. Più che mai malefici. Come al solito non ho più cardinali a mio favore. Situazioni del cavolo. Pure i nobili rivoltosi. Com'è che ho 2 flotte, una qua, una là? Devo aver fatto qualche cosa. E questi qui approfittano del fatto di essere esuli, che è un po' una cavolata. No? Che malefici.
convincere ok. Così almeno possiamo andarcene un po' più in qua. Ah, bene. Ce l'abbiamo fatta, ma... non durerà molto. Vediamo un po'. Se fossi fortunatissimo, accetterebbero già di cedermela. Facciamo pace? No. Non è durata abbastanza la guerra. Vabbè. Problematica, la vedo problematica. Avrei dovuto sostituire anche la cavalleria. Sono in numero maggiore. Speriamo magari l'assedio di Sofia potrebbe aver successo. Dove andranno poi? Per il fatto che la prima terra... ah no, c'hanno già... ecco. Però arrivano già i soccorsi. Abbiamo generali identici. Loro hanno molta più cavalleria. Questa è la differenza principale. Mi faranno fritto finché non arrivano i soccorsi. Vabbè, tutto sommato ce la caviamo, dai. Anzi, ce la caviamo bene. No, adesso non più tanto bene. Arrivate i soccorsi, arrivate. Ok. Ok, adesso li facciamo fuori. Monastir. Guadagniamo abbastanza anche. Cioè, nonostante tutto, insomma. Siete messi davvero male, ottomani. Dove scapperanno? Burgas. Non avete scampo. Fra poco vi arrivo in Asia. Aragona sta assediando sta provincia. In effetti io potevo prendermi sta provincia. Sarebbe utile. Adios. E che arriviamo. Ok. Possiamo attraversare gli stretti a sto punto. Ah, c'è un piccolo particolare. I ribelli. Beh, quanti uomini hanno ancora sti ottomani? Non credo moltissimi. 21.000. Ne hanno 3.000 praticamente. Boh, andiamo, rimaniamo, che ne so. Allora, questo dove lo posso usare? Torna da Siena, lo mando. Lo mandiamo allo Stato Pontificio. Insultato. Ci impiegherò un bel po'.
necessarie. Oh, bene, bene. Questo ci voleva. Adesso. Finalmente prendiamo questo. Prendiamo subito. Chi è? Cavolo, il Portogallo. Come ha fatto il Portogallo? Cavolo, non me ne ero accorto. Il Portogallo è riuscito ad avere una colonia qua e una seconda qua. Un momento. E io non me ne ero neanche accorto. Portogallo malefico. Come hai fatto? Ma non è più lontano di tutti i tuoi limiti di colonizzazione possibili. Che limiti di colonizzazione hai, scusa? No. No, così va male. Ti farò fuori. Su questo ci puoi stare certo. Allora, vediamo la mappa coloniale. Ecco. Io posso già colonizzare così lontano. Allora. Direi che qui può andare. Ci sono un po' di... Lo devo mandare però a questo punto delle navi. Non me l'aspettavo proprio di scoprire di colpo che c'erano. Cioè, tra l'altro hanno già fatto una colonia e finita proprio senza che me ne accorgessi, ma pensa a te. Voi fareste il protettorato? No. E allora vi conquisteremo. Siamo rimasti troppo attenti all'Europa. Allora. L'Europa. E non ci siamo nemmeno accorti. Allora, che i portoghesi stavano un po' rompendo i cosiddetti in America. Mandiamo qualche nave. Ok, abbiamo fabbricato le pretese, tutto a posto. Va bene, abbiamo preso Sofia. In effetti dovremmo far fuori sti ribelli. Non ci aiutate voi alleati? Allora, andate qua a far fuori questi residui. Adios. Manos. Ma miglioriamo un po' con voi le relazioni a questo punto. Ok. Come va sto assedio? Ma abbastanza bene, abbastanza bene.
Speravo di dissuadere i portoghesi abbastanza facilmente, invece sti maledetti. Vabbè, i portoghesi sono i meno pericolosi. Sicuramente molto meno. Stanno prendendo tutte le stesse idee nostre, esplorazione religiosa. Ah, solita situazione. Mio Dio. Devo ancora diminuire. Non mi piace sta cosa di ridurre continuamente. Dov'è che è? Qua. Siamo al 16%. Un po' basso per Venezia. Oh, Macedonia, ciao. Voi andate a Karaman, voi rimanete pure qua. Ok, stiamo assediando un po' tutto. Poveri ottomani. Ok, qui ne abbiamo lasciato uno in più e l'hanno finalmente capito. Possiamo... Qui mi sa che ci tocca lasciarli tutti. Eccoli. I folli. Lo sapevo, Per sicurezza, vediamo. Cosa fanno? Non si sentono sicuri nella loro follia? Strano. Di solito i folli sono sempre sicuri. E qui no? Qui facciamo anche l'edificio, dato che intendo farci qualche truppa. Capitano è morto. Il capitano. Per ora non prendiamo nessuno perché non mi piace quello lì. Qui fanno solo finta, a quanto pare. Sì, tanto non avete speranza in qualsiasi caso. Ecco l'idiota che io sono, naturalmente. Perché? Vabbè, noi assediamo qualcos'altro. Allora, può starci. Se riesco... Però la Castiglia si sta prendendo troppo male. Però perde, finché perde. Già è vero che loro sono in unione personale. Se si prende ste province, vabbè che ha già queste. No, beh, non è gravissimo. Non c'è nessuna differenza sostanziale. Ok, è tutto sotto assedio ormai. Qual è la vostra capitale questa? No? No. Qual è la vostra capitale? Sarà la Crimea. Sì. Cosa producete? Che non vedo. Sale. Ok. Accidentaccia voi.
Dovrei forse sbarcare... No, beh, però adesso non posso. Sbarcare una forza da quelle parti. Fate qualcosa, alleati. Dai, fate fuori i ribelli almeno. Il Marocco è proprio allo estremo. La flotta è arrivata. Siete un po' troppo... Beh, ma perché voi producete zucchero, a me invece capita il pesce? Accidenti. Vabbè, vabbè, calma. Mi prendo le province, non ci sarà più niente a temere. Bravi, bravi. Anche i mamelucchi ne approfittano. Allora non siete proprio mamelucchi. Qui non riusciamo. Non eravate già in alleanza voi? Ma qui ecco le ultime speranze ottomane. Però io qua dovrei... Ecco, la colonia si sostiene. Ecco, si è creato Brasile Lombardo. No, lo chiamiamo... Chi ha scoperto qua? Casanova. Mi pare anche giusto. Casa Nuova. Casa Nuova. È una nuova casa. Ok, chiamiamola così. Ok, abbiamo colonizzato con successo la Guadalupa. E adesso ci mandiamo magari anche un po' di esercito. Qui dovremmo trovare velocità e rinforzi. Proprio la cosa più inutile che esista. Mio Dio, no? Ecco, questi sono gli stati coloniali. Qui possiamo aumentare le tariffe che ci provengono da loro, poi loro aumentano il rischio di... C'è maggiore rischio, insomma. Ora quanto? Il 12%. Cosa ci fanno i fini sti qua? Ah, non abbiamo più. Vabbè, peccato. Però abbiamo eccellenti viceré. Va bene. Bravi. Qualche tariffa in più ce l'abbiamo. C'è da zero. Siamo passati a poco meno di zero. Proprio una grande soddisfazione. Mandiamo una galea a bloccare la Crimea. Ok, non ci stupisce tanto che l'Austria rifiuti. Allora, abbiamo un colono, è vero, abbiamo un colono. Usiamolo in maniera saggia. Potremmo... Aspetta, io voglio, se possibile... Ah, possiamo anche far questo, però aspettiamo ancora un anno. Già. Ma sì, facciamolo. Così. Dai,
aggiornati, mappa. Ecco. Colonizziamo Cuba. Mi piace l'idea. Ok. Dov'è il nostro generale? Cioè l'esploratore? Qua. E questo? Qua. Insomma non riusciamo a procurarceli. Va bene. Comunque vi imbarchiamo e vi mandiamo qua. Ui, però c'è un po' di pericolo. Qui come va? Sti ribelli nobili. Bene, bene, finalmente. Costantinopoli è caduta. Qui devo fare questo. Che assedio efficace. Ecco, queste sono le prime armate. Poi noi volendo possiamo cambiargli il nome. No, praticamente possiamo scegliere solo l'inizio. Speriamo di non volerlo mai, quindi di non sbagliare mai niente. Questi sono certo migliori, però costano troppo. Bravi, voi tornate a Costantino. Qui c'è. Ecco, andiamo a far fuori sti ribelli, perché? No, perché voi. Ah, non sti. Cavoli, non me ne ero accorto. Le solite vostre stupidaggini. Vabbè. Calma. Adesso. Qui c'è già un generale, quindi non dobbiamo temere. Mi sa che dovremmo ancora fare una guerra prima o poi con sti. Ecco, ci mancava. No leader, no leader. Ok, abbiamo fatto fuori un ribelle. Adesso vediamo di riuscire a far fuori anche questi altri. Ok, finalmente anche qualche provincia cade. Allora. Oh bene, non c'è stata nemmeno una rivolta. Dov'è il nostro Bardolino? Facci fuori sta nave. Bravo. Adesso uno. Come mai? Ah, giusto. No, ma io ho fatto un edificio in un.
giusto che adesso non serve più niente. Vabbè. Sono un imbecille. Dio grande. E quindi adesso le faccio... Ah, non ho più... Non ho più dove reclutare esercito. Piccolo problema. E voi siete riusciti subito a far scoppiare una rivolta. Mi spiegate che cavoli. Non ho capito i portoghesi davvero come hanno fatto ad arrivare da qui a qui. Non possono avere così tanto di... Scusate, perché? Cioè, è distante 300, è quasi troppo distante per me, voglio dire. Boh. Evidentemente, no, io posso già colonizzare fino a qua. Avranno preso un advisor, giusto? Quindi loro già da qua non hanno problemi ad arrivare in America. Questo mi deve preoccupare parecchio. Mi sa di sì. Comunque adesso distruggiamo finalmente. Speriamo non in ritardo. Quant'è che manca? 2 giorni, ti prego, Va bene. Distruggiamo i ribelli. Adios. Rebellos. Ah, però forse... Aspetta. Luigi Foscarini. No, meglio lasciare. Non scherzavano sti ribelli, Adesso facciamo fuori anche gli ottomani. Che razza di flotta è sta qui? Hai una somma di più flotte. Mio Dio. Vi prego, almeno un cardinale diventi subito effettivo, se no... Oh. Oh. Con chi sono io? Finalmente, si sono decisi? Prima. Vabbè, l'hanno perso. Castamonu, addio. Qui gli ottomani ormai sono morti. Qui sono impazziti semplicemente, più che morti. Hanno spostato perché prima che razza di capitale avevano? Bellissimo. Bene. Ah, guarda che fortuna. Possiamo dare il leader proprio all'ultimo minuto. Non che cambi molto, però... Qualche novità qua? No. Qui come va? Crimea. Cosa dice la Crimea? Iniziano a ragionare, no? Come va qua?
povero sultano, come si sentirà Mahmud Osmanli? Come mi sono sentito io quando lui con le sue stupide armate. Anzi, un po' peggio si sentirà lui. In effetti. Rivoluzionari. Questo dove viene? Dalla Boemia. Vediamo. Tu sembri sempre più pronto. Potrei far sta pace. È una pace accettabile. Mi prenderei una provincia importante commercialmente. Però naturalmente sarebbe più importante, cioè sono prioritarie le province ottomane, mi costerebbe integrarla, come sempre. Voi ci odiate un po' in meno. Voi ci volete bene. Mosca. Sarebbe forse un po' lontana Mosca. Perché Mosca? Dovrei magari fabbricare pretese sull'Andalusia? O posso già fabbricarle sul Portogallo? Questo era l'obiettivo. Konya. Ormai è solo una questione di tempo. Non so invece bene cosa fare. Io spero che facciano sta pace sti castigliani. Mi sa che non è la guerra giusta. Oh no. Ancora. Il rischio di rivolta è già molto alto. Come non detto. Ok, come si voleva dimostrare, il rischio di rivolta è già molto alto. Cosa mi conviene fare? Potrei anche pensare di fare... Però prima devo fare questo, poi la pace. È complicato. Allora, forse mi conviene far pace con questo. Quanto manca? Boh. Tutti più o meno allo stesso momento finiscono. Direi che in questa guerra cerco di prendermi queste 4 e questa. Detto questo, come li faccio? Detto questo non lo so. Crimea, bene.
fare il prima possibile. Questo non ci preoccupa, neanche quello. Quant'è l'esaurimento inverno? Poco. Però meno 2 di stabilità adesso mi sembra un po' un'esagerazione. Tessaglia. Questo episodio sta durando tanto, vero? Va bene un po'. Smettiamo di migliorare le relazioni con i portoghesi. Oh! Ah no. Speravo vi foste decisi. Mio Dio, quante riforme. Ok. Ottoman. Tutti Ottoman. Una bella situazione, un po' critica. Beh, la maggior parte dei nostri. Ecco. Aspettiamo anche loro. Addirittura sono riusciti a scappare. Non ci credo. Del resto non ho grande convenienza a far la pace subito, anche per i vari benefici che mi dà la crociata. Almeno non con gli ottomani, no? Non ho troppa fretta. Va bene, questo quasi è meglio che ce lo siamo presi. Oh! Ma tutti? Dov'è? Tu? Perché non ci vorrà molto tempo per distruggermi, però. Oh oh. No, calma, calma. Cosa succede? Ah, grazie. Mi stai salvando dei contadini di cui mi ero dimenticato. Ah, non avevo pensato che dovevamo passarci proprio in mezzo. Una nuova nave, ottimo. Le danneggiate le mandiamo qua. Cosa ci dai? Niente. Sei proprio antipatico. Questa mi sembrava già una buona idea. Potrei farlo. Allora. Milano, rivale. Cambiamo il Mali un momento, mettiamo te. Non so cosa costi di più e così meno. Però non ho voglia di spendere troppo. Allora. Agosto.
Potrei anche prendere l'idea, ma non posso. Cioè, potrei, ma non posso. Perché cioè, non potrei integrare le province. Ha senso fare questo. Beh, poi grazie a questa provincia potrei creare claim su queste. Non avrebbe più senso prendere questa. Più facile da integrare. E poi da questa crei claim sulle altre. Su tutte le altre. Ottimo. Perché non ci ho pensato prima? Però rischio che poi questa qualcuno se la prenda qualcun altro, eh? D'altro lato. Posso fargli liberare questa. Non costa niente. E anche Nitrate, lasciamo perdere. Lo faccio? Potrei davvero farlo. Così poi magari... No, non è vero. Potrei prendere solo 2 province. No, non so cosa potrei fare. Allora... Ma sì, facciamolo subito questo. Liberiamo anche lo stato qua. Ha senso liberarli. Ma sì, liberiamo. Ma no. Ma sì, ma sì. Ok, liberati. Abbiamo un colore quasi identico. Allora, sopprimiamo il rischio ribellioni e integriamole. Abbiamo un po' di problemi. Io spero, allora, di sicuro non ne possiamo annettere 4, però speravo 3 di sicuro. Spero di dirne, però non so. Forse ci toccherà Sofia. Quella. Ma che razza di esercito avete? Un esercito di contadini sfigati poi. Come... Vabbè, tanto muoiono più polacchi che i miei. Ok. Ormai questi. Ma gli ottomani sono proprio rovinati. E questi si conquistano ora. Il che non è proprio quello che io volevo. Va bene. Va bene, va bene, va bene, va tutto bene. Non proprio benissimo, però bene sì. Ok. Eccolo. Tu fai meglio ad andartene. Oh, grazie polacchi. Intanto quei nostri vicini lì hanno sempre... giusto perché... Tra l'altro, pace non la posso fare prima dell'integrazione di queste province. E... Invece volevo vedere se i nostri amici rumeni, valacchi... Dov'è?
hanno sempre quel loro bel tesoretto. Sì, sì, sì. Bravi. Come minimo, no? Ci doveva essere pure. Vabbè, allora. Prendiamo le galee. Allora, con questa mandiamo una nave qua. Invece con le galee, dov'è? Questo si può tornare. Poveri ottomani, se la passano un po' male. E io ho paura che debbano cedere un po' troppo. Ma sì, distruggiamo sti qua, dai. Bon. Kandar. Mi sarebbe piaciuto anche prendere questa, in effetti, per ricordare. Qui abbiamo vinto. Voi avete ancora flotte? Non credo. Light ship. Che razzi light ship abbiamo? Ah sì. Qui il limite di supporto è un po' basso. La stabilità è bassissima. Gli ottomani cosa fa? Cedono Monastir. Che proposte indecenti. Anche Adana è caduta, quindi adesso davvero non so che cosa possono più combinare quei malefici. Niente possono combinare più. Quasi quasi dichiaro pure guerra.
si sono annessi questa provincia. Vabbè, niente di molto importante. Allora, qui ci sono le due coque. 9 finché abbiamo anche gli alleati, possiamo anche tenere l'esercito. Qui abbiamo vinto pure l'assedio. Non voglio però assediarli al 100%. In effetti. Perché ho paura che poi debbano cedere agli spagnoli, che è ancora peggio. Andiamoli poi ad Alessandria. E questo per tornarsene. In effetti potremmo anche attaccare la Montagna. Solo per convertirli e prendere i soldi. Come vedete gli ottomani non hanno più neanche un'armata. Mentre sti idioti se la prendono con noi e non con gli spagnoli. Però forse sarebbe meglio fare un po' di pace piuttosto che... No, vabbè, ma tanto devo stare in guerra per qualche mese. Quindi è proprio il tempo per fare magari sti assedi e poi basta. Il mantenimento dell'esercito sta diventando un po' costoso. Gli introiti invece sono aumentati parecchio. Potremo anche presto. Subito. Possiamo. Ok. Allora facciamo subito. E questa fanteria è molto migliore. Come va a rischio rivolta qua? Ternovo, sinistro, Sofia, Tripoli. E non capiamo bene la situazione. Come va in queste province? Ok, questo è l'importante. La stabilità è minima, quindi è anche rischioso. Ah, qui abbiamo la nave. Ok. Ma direi... Questa cosa fa qua? Un'altra nave inutile. Anche tu puoi andare in Acchiadimo. Tanto per separarti dagli altri. Allora, Moschito. Speriamo non ci siano ribellioni proprio adesso. Qui siamo ormai al 66%. Direi che possiamo chiudere l'episodio, dai. Che sono sicuro vi sarà piaciuto perché intuendo il vostro umore verso gli ottomani
Anche se è stato davvero lungo come episodio, penso sia stato il più lungo in assoluto finora. Sì. Abbiamo qualche... giusto, Colonial Expansion. Sì, sì, sì. Ho aspettato anche un po' troppo a prenderla quella decisione, perché come vedete adesso cresciamo un po' più velocemente. Va bene, dai. Alla prossima!